momento importante oggi, si discute di questo messaggio, quanto è importante avere coscienza anche di questo voto e con la Chiesa ha ritenuto di incontrare i candidati. Sì, indirizzare un messaggio ai candidati e agli elettori anche, no? Certo. Senza, come dire, senza voler fare lezione a nessuno, ma insieme ricordarci della responsabilità del concorrere al bene pubblico, ciascuno per la sua parte. I candidati lì per la scelta di chi deve servire il territorio, le varie realtà, i candidati perché possano accogliere, se vogliono, un punto di vista, ecco, l'offerta di un punto di vista e anche magari l'invito a capire da che parte stare. Per il credente va da sé che bisogna stare dalla parte del Vangelo. Ma che significa stare dalla parte del Vangelo? Avere una prospettiva, un punto di vista. Il punto di vista è quello dei deboli, dei poveri, perché guardando con gli occhi dei poveri si possono individuare o mettere in atto strategie e quindi azioni idonee al benessere di tutti. Ecco, così ricordavo un passaggio di un romanzo di Silone, L'avventura di un povero cristiano, quando Papa designato fra Pietro e con Camuto rifiuta di usare il cavallo, in modo sintetico dice: chi va a cavallo pensa come chi va a cavallo. Ecco, noi dobbiamo andare a piedi se vogliamo per davvero condividere le sorti dei più fragili, dei più deboli. Andando a piedi si capisce meglio la condizione di tutto l'uomo, quell'uomo per cui bisogna avere passione. I credenti certamente dalla prospettiva di Dio, ma anche i non credenti dalla prospettiva di un uomo adulto. Ecco, la Chiesa interviene fattivamente con un incontro oggi con diversi candidati per un messaggio, una riflessione sul messaggio dei Vescovi, quanto è importante, quanto avere bisogno coscienza per questo voto del 25 settembre, Don Mario. Speriamo che ci sia una presa di coscienza dell'importanza del momento, forse il più alto dal punto di vista democratico, perché votiamo sia per le nazionali che per le regionali. Speriamo che l'astensionismo non sia ancora una volta il primo partito e speriamo che ci sia una presa di coscienza da parte dei cittadini e mi permetto di aggiungere anche dei cattolici delle sollecitazioni che ci sono venute dal messaggio dei vescovi siciliani che ci richiamano a una responsabilità, a un dovere e i candidati a essere presenti a servizio di questo territorio.